Ogni gara è uno spareggio in questo livellatissimo girone I di Serie D. Lo stop di Paternò grida vendetta per un Pompei gagliardo e disciplinato. Il riscatto è un'urgenza contro un avversario in difficoltà, ma che non alzerà facilmente bandiera bianca. E allora tutto il lavoro, tutte le speranze, tutti i sacrifici, tutto in campo per 90 minuti. Una domenica alla volta, fino alla fine. Amici sportivi ed antisportivi, buon pomeriggio da Nico Erbaggio e ben trovati allo stadio comunale di Santa Maria la Carità. Questa è Pompei Akragas, 19ª giornata. È cominciato il match. Verdoliak di testa per Tomte che ruba il tempo all'avversario e prova ad immolarsi. Tomte se ne va, Tomte e poi viene fermato all'ultimo. Può andare all'1 contro 1 Bocchetti, il duello con Gningue, il traversone per Tomte. Spera che viene messa fuori, ancora Tomte, prova un controllo in qualche modo, Tomte per Puntoriere che prova a girarsi, la scodella dall'altra parte. Poi il cross di Rechi che è un campanile altissimo su cui Rizzuto può uscire, attenzione qui a Meola che calcia. Parte Meola, deviazione di Tomte, poi attenzione al batti e ribatti all'interno dell'area di rigore, la conclusione Murata ancora una volta. E poi la raccoglie Tuccio. Da questi a Guerra, è partito a destra Rondinella, viene incontro Vitale che fa sfilare per Tomte, ancora Vitale, fermato sul più bello non è finita, Puntoriere la gira immediatamente per Bocchetti che guarda all'interno dell'area, finta il traversone, adesso parte il cross con Vitale che aveva provato ad avvitarsi, parte Verdoliak con il destro verso la porta, Dregan e l'arbitro ha già il fischietto alla bocca. E allora finisce 0-0 il primo tempo, è iniziata ufficialmente la ripresa tra Pompei e Akragas. Va Meola con il destro, secondo palo, doppio colpo di testa col pallone che sfila e poi viene deviata nuovamente da Verdoliak. Meola in battuta, il cross morbido, il colpo di testa da parte di Christopoulos e poi il tentativo di deviazione di Pusic sotto misura. Vitale in avanti per Tomte, affossato, non c'è fallo, resta a terra Tomte, attenzione a questo 2 contro 1 in fascia, attenzione, gran gol, che gol di Meola, botta terrificante all'incrocio dei pali di Meola, la rincorsa del numero 9, il traversone, pallone che resta lì, attenzione Trossi, il rimpallo, Rondinella, il miracolo incredibile di Dregan. Punta all'avversario Rosati, il tocco all'interno dell'area per Tomte che può andare sul fondo, Tomte all'indietro per Puntoriere si gira, attenzione, che cos'è? Un fallo in attacco, crediamo. Fuori gioco non è perché l'assistente ha la bandierina bassa. Scannerizza la situazione e poi serve Puntoriere, attenzione, prova a girarsi, Puntoriere se la porta sul destro, Puntoriere calcia. 5 minuti per le speranze del Pompei di agguantare il pareggio. Puntoriere ci ha provato, va liberato Russo a cercare Verdoliak che la prolunga, attenzione con un braccio il tocco di Santa Paola. Rondinella, pallone che rimbalza sul corpo di Santa Paola e poi Christopoulos fermato da Russo, attenzione il pallone resta in campo, lo fa su 2-0 per l'Akragas, ha segnato Lofaso. Ormai la partita non ha più nulla da offrire, cala il gelo a Santa Maria la Carità, vince l'Akragas 2-0.